Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai tuoi ospiti e buongiorno al tuo pubblico. Questa mattina 5 regioni italiane si sono svegliate dalla fascia gialla alla fascia arancione con maggiori restrizioni. Zaia invece sta praticamente implorando i veneti di tenere dei comportamenti corretti in modo da non dover recriminare in un secondo tempo ulteriori chiusure. L'annuncio di una multinazionale americana di essere a buona parte nella fase 3 della sperimentazione di un vaccino anti-Covid fa volare le borse. Questo vaccino sembra per il momento efficace al 90%, per cui un'iniezione di positività all'economia mondiale. Nella cronaca locale invece si ricorda che domani scade il termine per la richiesta del rimborso danni causati dalla tromba d'aria di ottobre, e mentre un incidente c'è stato a Borgo San Giovanni che ha visto coinvolto un motociclista caduto sembra da solo e una tra le persone, una donna che gli stava prestando soccorso. Per il momento io ho detto tutto, ti passo la parola e buona giornata a tutti. Allora, ciao, buongiorno, grazie a Michela che ci ha dato un anticipo delle notizie. Allora, qui abbiamo il consigliere regionale Marco Dolfini che è venuto a trovarci. Ciao Ciao, Marco, buongiorno a tutti. grazie della tua presenza. Allora, andiamo velocemente a vedere un po' di titoli. Purtroppo le notizie, diciamo, non sono ovviamente entusiasmanti. Sappiamo già dell'emergenza che c'è in corso. Leggiamo un po' di titoli, diciamo che però dei titoli c'è, diciamo, uno positivo c'è che per quanto riguarda il vaccino c'è la svolta della Pfizer, non so se la pronuncia è giusta, perdonatemi, il nostro vaccino è efficace al 90%, sembra insomma che la società dovrebbe essere una società mista in cui c'è anche appunto la Gran Bretagna, c'era anche l'annuncio aspetta che riprendo dal Times inglese, l'avevo salvato prima da The Times. Allora, dal Times, eccolo qua, praticamente pietra miliare per il vaccino e si spera nella una vita normale per la prossima primavera praticamente. Quindi c'è l'annuncio qua ci sono le foto dei fondatori della biotech, sono Özlem Türkçe e Ugur Sahin, una coppia tedesco-germanica che sono appunto fra i principali protagonisti di questo vaccino che potrebbe essere a loro fortuna per più di 3 milioni di sterline. L'Inghilterra spera di tornare alla normalità in primavera. Gli scienziati di ieri hanno dopo annunciato che il vaccino è valido per il 90% dei casi, cioè praticamente su un numero abbastanza rilevante di persone che è stato provato, diciamo che ha efficacia al 90%, quindi su 10 persone che hanno fatto il vaccino 9 sono stati protetti. Questa è la notizia positiva, però ovviamente questo vaccino di cui prima avevano detto 15 milioni di dosi, poi 40 milioni di dosi entro i primi dell'anno, entro il prossimo anno praticamente, adesso sono arrivati a 50 milioni, le borse volano in pratica. Quindi diciamo questa sarebbe la notizia positiva del giorno, però la dice lunga, infatti anche in America Biden ha detto sì bene, però non possiamo abbassare la guardia, e mentre Trump, che c'è ancora la controversia in corso su chi fare il presidente, o meglio Trump dice che ancora che continuerà con le azioni legali, mentre Biden sta facendo insomma un discorso più ormai da presidente da giorni, anche se l'incarico ufficiale non c'è. Tornando alle cose del Veneto, Covid, il Veneto resta giallo e questa è una bella notizia. Marco, cosa dici? Sicuramente sì, però non possiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo alzarla ancora di più perché la situazione è comunque delicata e pericolosa e dobbiamo rendercene conto tutti che non è una vittoria rimanere gialli, sia chiaro. Pertanto è un passo, si mette poco a arrivare a arancioni o addirittura direttamente rossi. Ecco, diciamo che abbiamo un pizzico di fortuna rispetto agli altri, le strutture tengono, la situazione è un po'
sotto controllo, anche se comunque gli ospedali sono un po' in affanno, però ripeto, non bisogna abbassare la guardia, tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, spesso volentieri, però nonostante i richiami c'è tanta gente che purtroppo sembra non capire, non rendersene conto della gravità della situazione. Ripeto, se dovessimo entrare in zona gialla, il passo per entrare poi in zona rossa e in zona arancione per passare poi dopo in rossa, il passo è talmente breve che rimarremo tutti bloccati con il lockdown di nuovo. Infatti c'è allarme assembramenti, c'è un altro articolo qua del Gazzettino, Zaia convoca i sindaci e infatti troppa gente in giro. Il sindaco di Chioggia ieri, Alessandro Ferro, ha emesso un'ordinanza in cui limita praticamente sui tavolini ancora, diciamo che non ci possono essere più di 2 persone sedute, 2 adulti, e anche fa chiudere dalle 22 alle 5 mattina anche i self-surf. Certo che anche a Chioggia, bisogna dire la verità, purtroppo c'è tantissima gente in giro, cioè non sembra che proprio non si capisca. Uno di... Allora, vai avanti con questa storia, Sì, ritorno un'altra volta sul discorso della mancanza. Sì, certo, è un problema quello delle forze dell'ordine comunque, perché anche la polizia locale è, diciamo, fortemente in stress. Sì, se mi permetti Andrea, paghiamo anche un po' lo scotto del fatto che l'amministrazione comunale, ahimè, non me ne voglia, però in questo anno, quasi tutto il mandato è così comunque, non ha assunto nessuno, cioè non ha fatto i concorsi quando andavano fatti, la beffa del concorso di fine stagione a fine estate non è arrivato nessuno, con la mobilità idem, perché invece per titoli si è ragionato invece con una delibera fatta ancora nel 2017 da parte di questa amministrazione comunale, addirittura monitorando, facendo addirittura un concorso per coloro che sono già in pianta stabile. Allora capisci che c'è qualcosa che non quadra. Ti ricorderai anche le polemiche degli stessi attori all'interno di figure, alcuni consiglieri che addirittura se la sono presa con il dirigente, va avanti a carte bollate anche questa storia, proprio sulle denunce sul fatto che non siano stati assunti dei vigili, fatti i concorsi nel momento più importante. È ovvio che ne risentiamo, e questo è un'ulteriore conseguenza a tutto il fattore appunto che tutte le problematiche che comunque sono messe in campo oggi. Dunque un po' di colpa, penso e credo in maniera diretta, ce l'abbiamo anche noi come amministrazione comunale. Ecco, mi metto in mezzo anch'io perché comunque insomma faccio parte dell'ambito amministrativo e più volte abbiamo denunciato sta mancanza, però alla fine insomma ne esce male tutta l'amministrazione comunale e ne rimette poi il cittadino e la cittadinanza. Fermo un attimo così. Dopo... Beh, allora velocemente sulle notizie diciamo da commentare che riguardano Chioggia, io direi, ieri abbiamo messo su Chioggia Azzurra che il comune sta cercando di avere i terreni per la zona, quella dell'ex Reduci, anche per portare la sede della Polizia di Stato all'ex Cittadella della Giustizia. Su questa l'hai seguita anche tu, mi immagino, da consiglio comunale? Sì, io mi auguro che sia la volta buona, cioè nel senso che si possa finalmente dare alla Polizia di Stato, riuscire appunto nel risolvere questo problema che vede la Polizia di Stato non avendo una sede adeguata per poter svolgere le proprie attività e con tra l'altro uno sfratto che li vedrà nel 2021-22 mi sembra, fuori dallo stabile attuale, stabile storico del Corso del Popolo. E dunque serve più che mai, al di là delle denunce della mancanza di personale che ci stanno tutte, ci mancherebbe altro, ma serve una sede che sia funzionale e che sia valida appunto per il servizio che viene svolto in città. E se si trova una soluzione attraverso appunto un accordo con i ministeri competenti, meglio ancora. Che sia lo scomputo con la zona reduci piuttosto che siano altre situazioni, ben venga. Spero però che questa situazione non si protragga nel tempo, perché sembra quasi una barzelletta, da anni se ne discute e alla fine siamo ancora
un po' impantanati su questo problema. Idem mi sembra di capire, leggendo anche un po' la rassegna, in merito alla partita della Riva Lusenzo, che spero vivamente possa essere risolta, perché insomma si è fatto di tutto di più, ci sono state passerelle di politici di alto rango, merito mio, merito tuo, merito di quell'altro. Alla fine però dopo scopriamo, guarda caso, che l'amministrazione comunale è ferma ancora a giugno, che non ha neanche ancora dato via appunto a tutta l'alienazione, a tutto quello che può servire. Capisco che la partita è complessa, però insomma mi dà l'impressione che, essendo a novembre, da giugno, quando la partita appunto era nel clou, era finita, diciamo così, alla fine, ripeto, con tutto rispetto, parlando di tutto e di tutti, però sta di fatto che mi dà l'impressione che abbiamo perso un po' di tempo. Dopo alzo le mani, ripeto, non voglio criticare nessuno, però su un problema risaputo, annoso, che è stato seguito in lungo e in largo un po' da tutti, alla fine ancora una volta si dimostra che l'amministrazione comunale ha una pecca nella gestione. Questo è un dato di fatto, insomma, lo ammette anche l'amministrazione comunale in merito. Senti, dacci un po' lo stato dell'arte della tua attività in Consiglio regionale. Sei stato eletto ormai, quanto tempo è passato? Un mese? Sì, dal 22 settembre, vabbè, siamo stati operativi, la nomina in ottobre, adesso si comincia il lavoro sulle commissioni, sono state istituite l'altra settimana, ne manca una, oggi verrà costituita, e già oggi comincerà anche i lavori della prima commissione, che avevano già dei provvedimenti, e infatti dopo dovrò recarmi in regione proprio per svolgere attività nella prima commissione. Ci sono già dei provvedimenti importanti, funzionali anche nell'ambito della partita del Covid, e dunque a maggior ragione faremo la nostra parte per cercare di portare un contributo alla causa. Che effetto ti fa essere così adesso, da un contesto così locale come Chioggia a un contesto più di ampio respiro come la regione? Sicuramente è tutta un'altra partita, al di là dei provvedimenti, insomma, che seguono un po' l'iter un po' simile, però tutta una situazione un po' complessa che merita attenzione, ma soprattutto ci vorrà un po' anche del tempo per entrare proprio nei meccanismi più importanti di come si fanno i determinati procedimenti, cosa che a livello comunale sono molto più semplici, la cosa molto più, tra virgolette, più snella rispetto nell'ambito regionale. Però devo dire che la macchina regionale, gli uffici, la struttura è altamente funzionale, e dunque insomma non penso di non trovare intoppi su questo burocratici all'interno della stessa struttura, ecco. Dunque la disposizione da parte di tutti c'è, e dunque è da parte nostra quello di cercare di essere più funzionali possibili. Va bene, allora chiudiamo questa rassegna. Velocemente alcune notizie di Chioggia. Una, che è stato identificato un ladro che aveva rubato a San Domenico, è stato denunciato, non c'è il nominativo, però penso che abbiamo già capito chi sia. E ritornando al contesto locale di Chioggia, visto che stai continuando a fare la tua attività sia di consigliere comunale che di consigliere regionale? Come ti dicevo prima, dopo mi recherò in regione perché ci sono i lavori della prima commissione. Poi oggi pomeriggio a livello comunale c'è un'altra commissione, c'è una commissione appunto legata al tema che è stata richiesta appunto da parte mia e dei consiglieri Segantini e Ranieri in merito, ma che comunque è un tema che ci riguarda tutti, opposizione in primis, ma che ci è caro, ma penso che sia un interesse generale di tutta la città, che è quello legato al tema del nuovo parcheggio che verrà realizzato in struttura all'Isola dell'Unione. Ecco, su questo tema qua, al di là delle polemiche, al di là di tutto, ci sono state anche delle manifestazioni messe in campo da qualche associazione, qualche partito, però riteniamo che sia doveroso ritornarci, perché insomma da più parti grida un po' così, non dico allo scandalo, ma un po' a un ragionamento che deve essere fatto, perché stiamo andando su una direzione altamente sbagliata sulla struttura di questo parcheggio, perché non gioverà, al di là della distruzione, diciamo così, paesaggistica,
dall'altra parte non porterà dei benefici, perché il ritorno in termini di numeri di parcheggi saranno gran pochi, e dunque alla fine creerà solo che malumori e niente più, ecco. E dunque si discuterà ancora su questo tema. È già in costruzione. È già in costruzione, lo sappiamo. Noi abbiamo cercato in tutti questi anni di portare l'infa al tema, al problema, nel senso che abbiamo cercato spesso e volentieri di ritornare sulla possibilità di rivedere il progetto. Purtroppo, ahimè, non c'è stata da parte dell'amministrazione comunale le aperture che noi speravamo che ci fossero, nonostante che la stessa amministrazione già nel 2017 denunciava il fatto che questo progetto doveva essere rivisto. E alla fine invece è passata tanta acqua sotto i ponti, dal 2017 ai giorni d'oggi, da questa primavera a quest'estate, che poi dopo alla fine si è contemplato tutto il progetto, e alla fine vedremo questa struttura che, ripeto, sarà una struttura deleteria per l'intero territorio, perché, ripeto, non porterà nessun beneficio al problema dei parcheggi e al volume poi appunto dei posti da parcheggio appunto per la città, per i turisti e tutto il resto. Concludiamo la rassegna con un paio di notizie. Una è che scade domani alle 12 il termine per chiedere il rimborso dei danni subiti dai privati delle attività economiche a seguito della tromba d'aria che lo scorso 15 ottobre ha investito sottomarina a Borgo San Giovanni, e c'è tutto sul sito del comune di Chioggia, chioggia.org in pratica. Poi la notizia che avevamo riportato anche ieri noi sul ladro che è stato identificato a San Domenico. Nell'articolo Gazettino anche ieri noi non abbiamo dato nominativo, ma penso che in giornata daremo il nome di questa persona, che purtroppo non è nuova a fare queste attività. Io direi per oggi concludiamo così la rassegna, non ho fatto troppo lunga. Ringraziamo Marco Dolfin, consigliere regionale, che è venuto a trovarci qua direttamente nei nostri studi. Grazie a voi. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao.